Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Scandalo Sisili, la Corte dei Conti apre un fascicolo d'inchiesta sul buco da 10 milioni, spese anticipate dalla Regione per incrementare il turismo post-Covid. Taglieggiavano un imprenditore costringendolo a comprare la carne dall'azienda di cui erano rappresentanti, estorti circa 6.000 euro. Furti e vetrine spaccate, allarme sicurezza a Palermo, anche il salotto della città viene preso di mira dai ladri. A Sicilia 24 la preoccupazione degli esercenti. 70 cuori spezzati piantati nella sabbia al lido di Giardini Naxos. I genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina chiedono la deroga al decreto Balduzzi. Mentre l'Unione Europea si prepara a modificare le politiche sull'agricoltura, i trattori annunciano la nuova protesta. Non andremo a votare. Cavallo irrompe tra i ciclisti seminando il panico durante una gara a Sollarino nel Siracusano. Denunciato il fantino e 2 uomini che lo seguivano in scooter. La Sicilia dei Centauri, tour in moto tra i borghi più belli. Accoglienza unica, ma le strade lasciano a desiderare. Calcio, un sabato decisivo, il Palermo a caccia di una vittoria scacciacrisi contro la Reggiana, torna Ranocchia, al Massimino sfida verità per il Catania con il Benevento, il Messina già salvo chiude la stagione a Monopoli. Finisce sui tavoli della Corte dei Conti il flop del programma Sisili della Regione Siciliana per rilanciare il turismo post-Covid. Si indaga su un buco da oltre 10 milioni di euro. Manlio Viola. Un fascicolo di indagine per verificare se ci sia stato danno erariale nelle scelte operate dal governo Musumeci in occasione del programma Sisili, lanciato in piena estate del Covid per far ripartire il turismo nell'isola. La procura della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione siciliana verificherà le cause che hanno portato a un buco di bilancio di oltre 10 milioni di euro dovuto alle spese che l'Unione Europea contesta alla regione. In pratica il meccanismo messo in campo semplicemente non ha funzionato. La regione ha pagato albergatori e tour operator per mettere a disposizione servizi nei confronti dei turisti. In seguito ha tentato di avere indietro le somme relative alle stanze e ai tour prenotati ma non usati, ma senza riuscirvi. Gli albergatori hanno posto il principio in base al quale stanze e servizi prenotati sono rimasti comunque a disposizione dell'amministrazione, quindi non potevano essere venduti. Ma Bruxelles non accetta queste voci e non pagherà i servizi non fruiti. La parte più consistente del buco fa riferimento a 2 voci. Si tratta di 4 milioni di euro per i pernottamenti e 3 milioni di euro di spesa inammissibile corrispondente a voucher non utilizzati per tour e servizi aggiuntivi, oltre a una rettifica complessiva sulle 2 voci di spesa ammesse per un altro $500.000 di euro circa. E a rischio ci sono altri 10 milioni ancora da certificare. Imprenditore taglieggiato era costretto a rifornirsi di carne per i suoi supermercati da un'azienda di cui 2 estorsori erano i rappresentanti. Simona Mazzone. Devi comprare la carne da noi, così l'imprenditore che in passato gestiva una catena di supermercati nella provincia etnea veniva ricattato da 2 estorsori oggi arrestati dai carabinieri di Taormina dopo una fitta rete di indagini. Si tratta di un 48enne e un 80enne residenti in provincia di Catania, quest'ultimo già condannato per associazione mafiosa. All'80enne è contestato anche il reato di falsa attestazione sull'identità, poiché si è presentato negli uffici comunali dove abita l'imprenditore e fingendosi avvocato si è fatto consegnare un suo certificato di residenza. Tutto è iniziato alla fine dello scorso anno. La vittima si è presentata davanti ai carabinieri di Sant'Alessio Siculo denunciando i fatti. Le indagini hanno appurato che i 2 dal 2019 hanno prima costretto l'imprenditore a rifornirsi di carne da un'azienda per la quale lavoravano come rappresentanti, in modo da potersi garantire provvigioni sicure. In un secondo momento, quando l'imprenditore aveva ceduto i propri supermercati, il 48enne e l'80enne, vantando l'appartenenza di quest'ultimo al clan dei Laudani, hanno iniziato a pretendere somme di denaro in contanti, riferendosi ad un presunto debito dell'uomo, in realtà non giustificato. La richiesta avveniva anche direttamente a casa della vittima, con la minaccia di un imminente pericolo per l'incolumità dei suoi familiari e per la sua abitazione o l'auto. In un'occasione l'imprenditore sarebbe stato costretto addirittura a recapitare il denaro richiesto direttamente a casa di uno degli estorsori, in quel momento ai domiciliari. E poi appostamenti, messaggi intimidatori, persino minacce alla moglie dell'uomo attraverso i suoi profili social. I 2, oltre alle forniture di carne, sarebbero riusciti ad estorcere all'uomo circa 6.000 euro.
Furti, vetrine spaccate e ancora allarme sicurezza a Palermo. Anche il salotto della città viene preso di mira dai ladri. Marco Gullà. Il copione è sempre lo stesso e sta ormai diventando sempre più usuale. I ladri spaccano la vetrina di un negozio, creano il buco per accedere e poi rubano tutto quello che possono prendere. La spaccata a Palermo, un film visto e rivisto. Qui siamo in Piazza Verdi, accanto al Teatro Massimo. I ladri hanno fatto irruzione in un bar. Qualcuno, nel cuore della notte, ha danneggiato la vetrina del Bistrò Verdi 13 ed è entrato nell'esercizio commerciale portando via il registratore di cassa. Una piazza che è tutta nota. E mai potevamo pensare che succedesse non a noi ma in un sito, come dire, così di interesse pubblico. E in effetti ormai le spaccate sono quasi all'ordine del giorno. Basta notte che non c'è una spaccata, ormai ci siamo anche un po' allargati, non solo il quadrilatero della stazione centrale ma anche Piazza Verdi, l'ultima spaccata. È chiaro che non si può continuare così, è necessario che le forze dell'ordine siano aumentate proprio per prevenire tutto quello che succede, soprattutto di notte. La scorsa notte presa di mira anche un'edicola, non sempre però fila tutto liscio e per fortuna a volte può anche finire così. 70 cuori spezzati piantati nella sabbia al lido di Giardini Naxos, l'iniziativa dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per scongiurarne la chiusura. Francesco Triolo. Perché il cuore non può aspettare, un paziente non può aspettare, bisogna darsi una mossa. L'appello, l'ennesimo, delle famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La proroga scadrà il 31 luglio, ma la clessidra sta esaurendo la sabbia, quella stessa sabbia dove questa mattina a Giardini Naxos sono stati piantati 70 cuori spezzati, ognuno con un nome, quello dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, del presidente della regione Renato Schifani, e l'iniziativa promossa dai genitori dei piccoli pazienti della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina per sensibilizzare i parlamentari siciliani a scendere in campo contro la chiusura del centro. Chiedono la deroga al decreto Balduzzi, un intervento deciso di tutta la politica siciliana col ministro Schillaci ed il governo nazionale, una richiesta ufficiale del governo regionale. Non permetteremo ancora di giocare con la vita dei nostri figli e siamo stanchi di vivere con la paura di non poter far curare i nostri ragazzi nel centro che da sempre li ha in cura, hanno detto. Siamo qui, continuiamo a non avere concretezza nelle nostre mani, a non vedere nulla di concreto e vogliamo appunto che non si infili la testa nella sabbia come gli struzzi, per cui abbiamo fatto capire che con tanto amore invitiamo i loro signori a concretizzare, a darci una mano affinché questo gioiello della Sicilia non si disperda, non si dissolva in questa assurda tempistica della politica che ormai ci sta stretta. Vogliamo concretezza. Attualmente sono 21 i bambini ricoverati a Taormina. La settimana scorsa, nell'arco di sole 48 ore, si sono registrate 2 emergenze che hanno reso necessario il trasferimento dei piccoli pazienti dalla Calabria alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Mentre l'Unione Europea si pronuncia sulla nuova PAC, la politica agricola comunitaria, gli agricoltori interessati annunciano: non andremo al voto per protesta. Alla fine la votazione del Parlamento europeo sulla modifica della politica agricola comune, la cosiddetta PAC, non ha riservato colpi di scena. Con 425 voti a favore, 130 contrari e 33 astenuti, gli eurodeputati hanno deciso sulle proposte presentate in Parlamento dalla Commissione dopo le durissime proteste degli agricoltori in tutta Europa e a Bruxelles, con presidi nelle singole regioni come in Sicilia, dove sono stati costanti e molto partecipati. In sostanza si è dato il via libera ad una burocrazia più snella, con un'esenzione dei controlli per le aziende agricole inferiori a 10 ettari, deroghe agli obblighi ambientali per accedere ai fondi UE e rivisitazione delle procedure in tema di PAC, per dirne alcune. Insomma, meno obblighi, più flessibilità al settore. Il regolamento dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non si ritengono però soddisfatti i promotori dei presidi siciliani, che hanno momentaneamente allentato la protesta, ma si ripartirà a novembre, garantiscono.
dicono, e assicurano che per manifestare il proprio dissenso non andranno a votare alle prossime elezioni europee. Nessuno ci rappresenta, dicono. Intanto in questi giorni il governo siciliano ha trasmesso a Roma la documentazione per richiedere lo stato di emergenza nazionale per la siccità in Sicilia. La crisi idrica, causata dall'assenza di piogge durante la stagione invernale, ha contribuito a mettere in ginocchio l'agricoltura. Adesso spetta al Consiglio dei Ministri adottare il provvedimento per lo stato di emergenza per la siccità. Dopo questo passo, tra gli interventi più urgenti si prevede l'acquisto di autobotti destinate ai comuni dell'isola in crisi, la rigenerazione dei pozzi esistenti e il ripristino di quelli abbandonati. Ma nel lungo periodo si dovrà intervenire anche sulle condutture danneggiate o troppo vetuste e sulla riattivazione del dissalatore di Porto Empedocle. E veniamo all'allarme dei vigili del fuoco sull'ennesima chiusura del distaccamento di Paternò a causa della carenza di organico. Alle porte dell'estate, con l'emergenza siccità che incombe in Sicilia e l'emergenza incendi che nel periodo estivo diventa una delle urgenze dell'isola, in provincia di Catania, a Paternò, la caserma dei Vigili del Fuoco viene chiusa per 12 ore per mancanza di personale. Abbiamo più volte sollecitato a vari livelli la politica, la nostra amministrazione, per far sì che tutti i distaccamenti abbiano le unità che meritano. C'è almeno 8, perché un SDT deve avere 8 unità, distaccamenti SD4 come Cireale, Priolo, Marsala ne devono avere 14, che allo stato attuale sono tutti sottodimensionati, senza che abbiano gli organici per poter garantire il soccorso tecnico urgente. Non è la prima volta che accade, denunciano i sindacati, distaccamenti sottodimensionati e mancanza di fondi alla base del problema. Ribadiamo che torneremo nuovamente in piazza sotto le prefetture, da Catania ad arrivare fino a Trapani, a Messina, a Palermo, dovunque serva la nostra voce noi ci saremo, perché siamo stanchi di ribadire sempre le stesse problematiche. Fin quando nessuno si farà male, la protesta ci sarà e sarà pacifica, ma se qualche collega dovesse farsi male perché mancano le unità e nessuno interviene, le nostre azioni saranno molto più incisive, sempre nel rispetto e la tutela della salvaguardia della popolazione. Irruzione imprevista durante una gara ciclistica a Solarino nel Siracusano il 25 aprile scorso. Come vedete adesso in queste immagini, i ciclisti erano ormai in vista dell'arrivo quando da una stradina è spuntato un cavallo montato da un fantino e scortato da uno scooter con a bordo 2 persone. Attimi di paura per gli spettatori, ma soprattutto tra gli atleti che hanno rischiato di essere travolti dal cavallo. 3 le persone denunciate. I carabinieri hanno arrestato a Catania per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie Nunzio Zuccaro, 62 anni, un mafioso che ha vari precedenti, tra cui 2 omicidi. A denunciare l'uomo è stata la donna. Le indagini hanno fatto luce su una lunga serie di minacce e vessazioni messe in atto sin da quando l'uomo era ancora detenuto in carcere per scontare una pena di 30 anni terminata nel 2020. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Ed eccoci di nuovo in studio con le 2 ruote alla scoperta della Sicilia. Ha fatto tappa in provincia di Agrigento il viaggio in moto Wonder Italy. Sentiamo Davide Sardo. Appassionati di moto da tutta Italia e dall'estero vivono un'esperienza straordinaria. Il viaggio in moto Wonder Italy attraverso i borghi più belli della Sicilia, in programma fino al prossimo 1° maggio. Questo tour offre un'esperienza senza pari, unendo la passione per le 2 ruote alla scoperta delle bellezze naturali, storiche e culinarie dell'isola siciliana. Partita da Terni lo scorso 24 aprile, la carovana dei motociclisti si è avventurata in un viaggio esplorativo attraverso le meraviglie della Sicilia, un'esperienza che va ben oltre il semplice percorrere strade in moto. Il viaggio ha fatto tappa in provincia di Agrigento. Dopo 10 anni di organizzazioni posso dire che in Sicilia abbiamo trovato la più bella accoglienza di tutti gli anni. Abbiamo omaggiato sia Agrigento, la Valle dei Templi che Aragona, nonostante non siano borghi, perché siamo legati da una grande amicizia con dei motociclisti di qua. Tutta la Sicilia è bellissima, veramente, la gente è la più simpatica dell'Italia.
voi avete un'ospitalità e un grado di riconoscenza comunque eccezionale, che non si trova in nessun'altra parte del mondo. Il paesaggio stupendo, comunque una pecca che devo fare, le strade non ben asfaltate, in alcuni punti sono un po' lasciate allo sbando e questo magari è un punto a sfavore. I partecipanti hanno l'opportunità di immergersi completamente nella ricca storia, cultura e gastronomia siciliane, scoprendo angoli di inestimabile valore che solo quest'isola sa offrire. Prossime tappe: Enna, Siracusa, Catania e Messina. L'isola di Salina celebra i 30 anni del film Il Postino, l'ultima opera di Massimo Troisi, celebrato ogni anno con un premio ed una kermesse cinematografica. Maria Grazia Cucinotta sarà anche quest'anno madrina del Mare Festival, tra gli ospiti Francesco Pannofino e Carla Signoris. Eva Spampinato. Note semplici che arrivano dritte al cuore, quelle di Luis Bacalov, che scandiscono i momenti salienti del film Testamento di Massimo Troisi. Il Postino compie 30 anni, il terzo film italiano più visto nel mondo, girato nel 1994 e candidato a 5 premi Oscar nel 96, rappresenta il testamento cinematografico di Troisi, l'ultima opera, la più riuscita, la più poetica dell'attore regista, che morì a soli 41 anni, poco dopo la fine delle riprese che si svolsero tra Salina e Procida. Aquí nella isola è il mare. In alcune scuole all'estero viene studiato il film Il Postino, perché sarà forse per anche la morte dell'attore a poche ore dopo il film, sarà per questa location che è stata effettivamente molto bucolica, molto poetica, conosciuta in tutto il mondo grazie al tramonto di Pollara, e Il Postino ha lasciato questo ricordo indelebile. E l'Isola delle Olie ogni anno celebra l'attore napoletano con il premio Troisi, arrivato alla 13ª edizione. Ricordare Troisi, ma anche far conoscere i talenti emergenti, far conoscere i nuovi film, i nuovi progetti, tanti attori che saranno con noi in questa 13ª edizione. Dal 14 al 16 giugno il Mare Festival, che nelle 12 passate edizioni ha consegnato 82 premi Troisi, trasformerà Salina in una piccola capitale del cinema. E arrivano già i primi nomi dei premiati dell'edizione 2024. Vi posso anticipare, sarà con noi un attore che inseguo da un po' di anni, grandissimo anche doppiatore, Francesco Pannofino, un nome e un volto ormai sono garanzia di altissima qualità. E poi ho avuto proprio conferma nei giorni scorsi di un'altra attrice che amo molto, Carla Signoris. Anche per quest'anno la madrina della manifestazione sarà Maria Grazia Cucinotta, che grazie al Postino conobbe un successo mondiale. E come ogni sabato torna Il Punto, la trasmissione di Luca Ciliberti, che è con noi qua in studio per darci qualche anticipazione. So che vi occuperete di sanità e quindi salute dei cittadini. Salute dei cittadini, anticipazioni che riguardano poi tutto il mondo della sanità, perché oggi ci occuperemo degli aspetti dell'emergenza sanitaria in Sicilia, quindi dalle liste di attesa ai medici che scappano per andare a guadagnare di più altrove, cittadini costretti a pagarsi le visite, strutture che rimangono svuotate, insomma tutto quello che riguarda appunto questa emergenza sanità in Sicilia. Tra gli ospiti mi piace segnalare con noi oggi ci sarà il direttore del dipartimento che si occupa della strategia e della pianificazione della sanità alla regione siciliana, che è Salvatore Iacolino, e poi ovviamente infermieri, medici, sindacalisti, giornalisti, insomma tutti. So che è anche un ospite straniera. Sì, c'è anche la nipote, anzi la pronipote di Che Guevara, però non vi dico il perché, perché insomma seguite la trasmissione, sicuramente la spiegazione la daremo lì. E quindi ricordiamo che va in onda alle 14:30 dopo il TG. Grazie a Luca Ciliberti, noi ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi una ricca pagina sportiva. E siamo al calcio, Palermo in campo, oggi pomeriggio al Barbera per affrontare la Reggiana. Mignani cerca il primo successo sulla panchina rosanero. Marco Gullà. I risultati degli anticipi di ieri sorridono al Palermo. Il Catanzaro quinto pareggia, la Cremonese quarta invece perde sul campo del Venezia. Occasione quindi più che ghiotta per il Palermo, che oggi pomeriggio alle 16:15 al Barbera affronterà la Reggiana. Una vittoria potrebbe permettere ai rosanero di tornare in corsa per il quinto e anche quarto posto. Ancora tutto è aperto, ma la formazione di Mignani deve necessariamente centrare i 3 punti oggi pomeriggio. Buona parte del campionato è passato, noi siamo in una situazione del campionato dove dobbiamo
cominciare a lavorare su noi stessi per realmente credere di poter essere una mina vagante, di poter essere una squadra fastidiosa, però dipende sempre da noi, dipende sempre da come approcciamo le partite. Torna Ranocchia, è tra i convocati ma non dovrebbe partire titolare. Sicuramente a centrocampo spazio a Gomez, Henderson e Di Francesco. Il Palermo si affida a Brunori per ritrovare la vittoria che al Barbera manca da 2 mesi. La Reggiana ha vari assenti, arriva da 3 sconfitte consecutive ma ha gli uomini giusti per fare male al Palermo come Gondò e Portanova. Il Catania attende il Benevento oggi al Massimino con l'obiettivo di salvarsi e garantirsi la partecipazione ai prossimi play-off. Marco Carli. Salvare la stagione perché la Coppa Italia da sola, senza play-off e con l'incubo play-out, sarebbe una luce troppo fioca in un anno che definire travagliato è poco. Il Catania, davanti al solito affetto del suo pubblico sempre presente al Massimino, cerca col Benevento il colpo di coda dopo tanti match point sprecati. Serve non ripetere quello che si è visto col Sorrento in altre partite, serve mettere in campo l'atteggiamento che il Catania ha saputo mostrare in alcune gare da dentro fuori. Dopo quello che è successo l'ultima trasferta o altre trasferte, capisco i vostri dubbi e capisco anche qualsiasi situazione che possa far pensare diversamente, però credo che in questo momento la responsabilità è tanta e vanno prese, queste responsabilità vanno affrontate, vanno prese di petto. L'allenatore rossazzurro non rinuncia a chiudere gli spazi in chiave difensiva, retroguardia a 5 in fase di non possesso fra i convocati Sturaro e Teio, davanti pronti a dare il loro contributo di Carmine e Cianci. Dobbiamo stare più tempo possibile, se possibile 95 minuti dentro la partita. Catania-Benevento sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, interventi da studio e interazione con il pubblico da casa. A fine match le interviste in anteprima con i protagonisti. Il Messina chiude oggi pomeriggio la sua stagione a Monopoli contro un avversario in corsa per la salvezza. Sergio Colosi. Giacomo Modica chiama Pietro Sciotto, non risponde. La settimana fredda tra società da una parte, tecnico e squadra dall'altra ha fatto da preludio all'ultimo appuntamento stagionale del Messina, oggi pomeriggio al Veneziani, contro un Monopoli disperato ad un passo dai play-out. Una trasferta che sa tanto di passo d'addio per molti, Modica compreso, se non interverranno nuovi fattori. Il silenzio di Sciotto prosegue su tutta la linea, nonostante le dichiarazioni del tecnico, disponibile a prolungare il suo accordo anche per la prossima stagione. Mentre i tifosi si schierano con Modica e oggi in Puglia continueranno la contestazione a Sciotto, il Messina ha preparato l'ultimo atto a salvezza raggiunta. Il modulo è il 4-2-3-1, assenti Ortisi e Civilleri. In porta Fumagalli, ma a gare in corso potrebbe subentrargli Piana. In difesa Manetta e Pacciardi centrali con Salve Dumbravano ai lati. In mediana Franco e Frisenna. Sulla tre quarti Signorile a destra e Mausso al centro e Zun a sinistra con Luciani punta. Giallorossi mai vittoriosi a Monopoli con 7 sconfitte e 3 pareggi, e le differenti motivazioni non indicano questa come l'occasione ideale per cambiare registro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al punto condotto da Luca Ciliberti. A tutti una buona giornata.